Buongiorno dal TG Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. Alle prime ore dell'alba per l'Italia, Samantha Cristoforetti è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale, affollatissima in questi giorni. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea è incominciata la seconda missione in orbita. Silvia Rosa Brusino. Point Dragon using a couple of different. Dopo un viaggio di 15 ore e 45 minuti alla rincorsa della Stazione Spaziale Internazionale, l'aggancio della capsula Crew Dragon Freedom avviene mentre la Casa dello Spazio volava sull'Oceano Pacifico. A destra in alto vedete Samantha Cristoforetti che si è liberata della tuta pressurizzata. L'ingresso in quella che sarà la sua casa avviene dal modulo americano Harmony. Diversa dal solito la scena. Cadono e non volano in avanti i compagni di viaggio di Samantha e lei, i tre colleghi NASA, Lindgren, Heinz e Watkins. Evidente il clima disteso. La stazione spaziale resta una bolla di pace. Samantha prima di partire ci aveva parlato dei suoi colleghi. Con questo equipaggio, io veramente ho vinto la lotteria con questo equipaggio, sia i colleghi russi che sono già a bordo che i tre colleghi NASA con cui partirò a bordo della Dragon. Sono delle persone proprio da un punto di vista umano davvero fantastiche, quindi io veramente non credo che ci potrà essere un problema di nessun tipo. Affollatissima la stazione spaziale, ai primi di maggio torneranno a terra in 3, per adesso sono ben 11 a bordo, tra russi, americani e 2 europei. Prima di iniziare il complesso lavoro sugli esperimenti scientifici, Samantha dovrà aspettare un po'. Continua a crescere il numero di nuovi casi Covid in Italia. Secondo la Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana il 22% in più, arrivando a 4...